Migliorano le condizioni del ragazzo ferito all'alba di domenica a Lignano. La città chiede più sicurezza. Mercoledì vertice in prefettura, si discute su un'ordinanza come quella di Jesolo. La quarta ondata del Covid, la prima in piena estate, fa crescere i numeri ma non preoccupa gli esperti. Riccardi, pronti a una nuova campagna vaccinale con medici di base e riapertura degli hub. Guerra e rincari dei prezzi cambiano la geografia del gas. Tarvisio in un anno riduce di ben oltre la metà il traffico e perde il primato in Italia. In regione polemica dei 5 Stelle con la Lega. Singolare primato italiano di Udine, una sigaretta su 3, straniera, Trieste il record dei sequestri. In nessun'altra città scoperte tante bionde quante nel capoluogo giuliano. 40 anni fa la magica notte del Bernabeu, l'Italia dei friulani Enzo Berzotti e Dino Zoff diventa campione del mondo. I ricordi di Franco Causo e dei tifosi che quella sera hanno trepidato e gioito davanti a TV. Cai! Gesù! Cai! Gesù! Buon! Cai! Buonasera, queste erano le immagini della rissa avvenuta all'alba di domenica a Lignano sul lungomare Kekler, nella quale potrebbe essere stato ferito il giovane ventenne, cittadino italiano di origini albanesi, residente a Udine. Il ragazzo era stato individuato a oltre 300 metri dal luogo della zuffa. Le violenze sarebbero avvenute poco dopo le 5. Intanto migliorano appunto le condizioni del ragazzo, che è stato ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale del capoluogo friulano. Oggi è stato trasferito in reparto. A Lignano rimane alta l'attenzione sul fronte sicurezza. Domani si rafforza il presidio della Polizia di Stato nella località balneare, mentre per mercoledì alle 11:30 in prefettura è previsto un vertice dei responsabili dell'ordine pubblico. È uscito dalla terapia intensiva, trasferito in reparto il giovane ferito all'alba di domenica a Lignano, presumibilmente durante la rissa che ha coinvolto una trentina di persone. Da domani si rafforza, come previsto, il presidio della Polizia di Stato nella località balneare, mentre per mercoledì alle 11:30 in prefettura è previsto un vertice dei responsabili dell'ordine pubblico. Intanto gli operatori chiedono misure urgenti come l'interdizione dell'accesso all'arenile nelle ore serali e un'ordinanza come quella già adottata a Jesolo. Bisognerebbe fare una cosa come ha fatto Jesolo, cioè impedire alla sera di andare in spiaggia. Il sindaco ha fatto un'ordinanza, non vanno più in spiaggia e dovremmo farlo anche noi, perché così eviteremo tanti danni alle strutture. E a preoccupare sono anche gli episodi di microcriminalità. Domenica a un imprenditore di 63 anni di Pordenone. 2 rapinatori in sella a una moto gli hanno strappato un prezioso Rolex mentre camminava sul marciapiede in Arco del Grecale. Ed ora apriamo la pagina della pandemia. Sono 554 i nuovi casi positivi al Covid oggi in Friuli Venezia Giulia, a fronte di 2.463 tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 191. C'è stato un decesso a Pordenone. E la nuova ondata di contagi da Covid al momento non sta causando un aumento dei ricoveri nelle strutture ospedaliere, dove anche i casi di polmonite sono sporadici. Il Covid è sempre più infettivo, ma crea meno problemi alle strutture ospedaliere, come nel caso del Santa Maria della Misericordia di Udine. Rispetto al passato, il numero di malati gravi con polmonite da Covid è veramente ridotto. È vero che ci sono i fragili, ma questi fragili hanno a disposizione il vaccino e per malati ancora più fragili come i trapiantati d'organo, come gli ematologici, è a disposizione la profilassi con un monoclonale che dura 6 mesi.
e è attivo anche sull'Omicron. Sugli anziani abbiamo la possibilità di fare i richiami del vaccino. Inoltre in chi si infetta entro 5 giorni possiamo dare gli antivirali, ce ne abbiamo 3 a disposizione, e entro 7 giorni anche altri monoclonali in terapia. La Regione aspetta le decisioni del Ministero della Sanità, ma è pronta una nuova campagna vaccinale, coinvolgendo i medici di base e riattivando gli hub. Lo dice a Telefriuli il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che abbiamo raggiunto poco fa a Gemona. Noi attendiamo gli atti, quindi dobbiamo capire quali saranno le disposizioni che arriveranno dal Ministero della Salute e come procedere per l'organizzazione di quella che si prospetta una nuova fase della campagna vaccinale. Questa ha 2 incognite: le persone da vaccinare e i flussi delle dosi o il caso dell'utilizzo delle dosi esistenti che in questo momento sono nelle nostre disponibilità. E saremo in grado di dimensionare la nuova campagna vaccinale, che sicuramente non potrà prescindere dalla collaborazione primaria con i medici di medicina generale ed eventualmente la necessità, qualora le 2 incognite di cui stiamo discutendo prospettino la realizzazione e l'apertura di nuove strutture vaccinali, oltre ai dipartimenti di prevenzione che fanno le attività che tutti conosciamo. Dovessimo avere la necessità di dimensioni elevate, partiremo dagli hub che tutti abbiamo conosciuto, quindi se parliamo di over 60 poi bisogna misurare anche l'adesione alla vaccinazione. Ci stiamo già preparando, stiamo già dialogando con tutti gli interlocutori, i dipartimenti di prevenzione ci stanno lavorando, e quando sarà conclusa questa analisi renderemo noto quelle che sono le attività operative che devono essere svolte. Confronto oggi tra Direzione Regionale della Sanità e rappresentanti dei sindacati dei medici di medicina generale, che scendono in campo a tutela sia dei pazienti che dei colleghi più giovani impegnati fino al 30 giugno nelle unità speciali di continuità assistenziale. USCA o UCA, l'importante è garantire l'assistenza domiciliare ai malati, tutelando al tempo stesso i giovani che hanno lavorato all'interno delle unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno, data in cui sono state chiuse. Diverse le posizioni di SNAMI e FIMG, le sigle che a livello regionale raccolgono il maggior numero di iscritti. Stefano Vignando dello SNAMI, secondo il quale le UCA sono disciplinate da un decreto ministeriale ben preciso che non comprende tutti i ruoli attribuiti alle USCA, propone alla Regione l'istituzione delle unità assistenziali Covid, i cui operatori devono percepire 48,39 € all'ora. Per Khalid Cussini della FIMG non è accettabile che chi lavora per le nuove unità assistenziali percepisca solo 23 € all'ora contro i 40 di prima, visto che le mansioni rimangono sempre quelle previste fino al 30 giugno, e rilancia la possibilità che la misura rimanga in vigore fino al 31 dicembre. La soluzione al problema è stata annunciata dal vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi con 2 emendamenti che saranno presentati durante la discussione dell'assestamento in aula. Ha detto Riccardi, sarà garantito un adeguato riconoscimento economico ai medici che dalle unità speciali di continuità assistenziale, le USCA, decideranno di passare all'unità di continuità assistenziale UCA. E veniamo ai risvolti giudiziari della pandemia. Il carabiniere Emanuele Caligaris morì a causa del vaccino AstraZeneca, ma il suo medico di base non è responsabile del decesso. Lo ha stabilito il GIP di Udine, che ha archiviato la posizione del sanitario. Non ci furono responsabilità del medico di medicina generale nella morte di Emanuele Caligaris, il carabiniere deceduto lo scorso anno, 11 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. È quanto emerge dal decreto di archiviazione nei riguardi del medico disposto dal GIP di Udine Maria Rosa Persico, che ha accolto la richiesta del PM Lucia Terzariol. Ora, dice il legale della famiglia del militare, l'avvocato Roberto Mete, stiamo valutando l'accesso al fondo per i danni da vaccino e la contestazione alla società produttrice. L'indagato era Carlo Peano, medico di base a Cassacco, deceduto pochi giorni fa in seguito a una caduta nella sua abitazione a Treppo Grande. L'archiviazione però non è dovuta al decesso del sanitario. Il GIP ha rilevato che la morte del militare fu un evento imprevedibile e che non era possibile per il medico ipotizzare la reazione al vaccino. E comunque, continua il giudice, anche una diagnosi tempestiva avrebbe condotto all'esito fatale.
Caligaris era deceduto il 15 marzo 2021 per una trombosi. A una settimana dalla vaccinazione aveva manifestato mal di testa e febbre. Il dottor Peano gli aveva prescritto un antipiretico, ma 3 giorni dopo fu portato in pronto soccorso, dove morì qualche ora dopo. Dalle indagini del medico legale è emerso che il vaccino slatentizzò lo stato di ipercoagulabilità ematica del carabiniere. Voltiamo pagina, drastico calo del gas che arriva in Italia attraverso gli impianti di Tarvisio, guerra a rincaro della materia prima, cambiano la geografia energetica italiana. Tarvisio non è più la porta principe per l'ingresso del gas naturale in Italia. Le vicende della guerra fra Russia e Ucraina e i tagli del governo russo in risposta alle sanzioni occidentali hanno affievolito l'apporto del gas siberiano e completamente modificata la geografia dell'arrivo del gas in Italia. Oggi, si apprende da Snam Retegas, il fabbisogno italiano viene garantito attraverso il gas algerino, che transita da Mazara del Vallo in Sicilia, che fa parte del Leone con 50 milioni di metri cubi di gas. Non solo, Tarvisio viene sorpassata anche dal gas che arriva dal nord Europa attraverso il gasdotto di Pass Gries in Piemonte. Dall'impianto di Malborghetto transita ormai solo una trentina di metri cubi di gas, all'incirca la stessa fornitura che proviene dall'Azerbaigian attraverso il gasdotto TAP che arriva in Puglia. Un trend comunque consolidato fin da inizio anno, quando il gasdotto siciliano ha tolto il primato a quello tarvisiano. Rispetto a luglio scorso, la quantità di gas che transita per Tarvisio è stata più che dimezzata. Intanto è polemica tra 5 Stelle e Lega sul fronte del decreto aiuti approvato oggi alla Camera e la possibilità per gli enti locali di usare fonti Covid anche per far fronte al caro bollette. L'onorevole pentastellato Luca Sut, attaccato dai parlamentari friulani del Carroccio, ribadisce la genesi del provvedimento. Mi accusano di millantare e di prendermi meriti che non avrei in relazione ad un emendamento al decreto aiuti che permette agli enti locali di utilizzare il cosiddetto fondo Covid per coprire anche la spesa derivante dall'utilizzo del gas come combustibile da riscaldamento. Questa iniziativa è quindi opera mia e del Movimento 5 Stelle. Parallelamente sì, c'è anche il contributo della Lega, ma ora mi chiedo, ma per caso i leghisti hanno mai parlato di meriti congiunti con il Movimento 5 Stelle? Ma davvero non hanno di meglio da fare che attaccarmi? Mentre l'Italia e l'Europa intera rischiano seriamente l'emergenza. Partono le commesse di navi da crociera per Fincantieri, un accordo da 1 miliardo e 200 milioni di euro è stato raggiunto con un cliente internazionale per 3 navi extra lusso. Una nuova nave da crociera extra lusso prenderà corpo negli stabilimenti della Fincantieri. Il colosso di Monfalcone ha firmato con un cliente internazionale un contratto per la costruzione di una nuova imbarcazione a 5 stelle. Per realizzarla ci vorranno 3 anni. La consegna è prevista per la fine del 2025. Inoltre l'ordine, che ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, prevede ulteriori 2 unità in opzione. Il contratto è condizionato al conseguimento del finanziamento, come da prassi per il settore. Si tratta dunque di un ulteriore commessa di alto livello per Fincantieri, che il 6 luglio aveva annunciato la firma con MSC Crociere di un Memorandum of Agreement per la costruzione di altre 2 navi alimentate ad idrogeno che entreranno in servizio nel 2027 e nel 2028, portando così il numero complessivo della flotta da 4 a 6 unità. Occupazione a livelli record in Friuli Venezia Giulia, al 3° posto in Italia. Dai dati dell'osservatorio regionale, tra gennaio e maggio sono state 111.000 le assunzioni, volano i dati per donne e giovani, tuttavia si acuisce il trend di chi dice addio al posto fisso. L'occupazione in Friuli Venezia Giulia continua a correre. Nel primo trimestre di quest'anno, secondo l'osservatorio regionale che ha elaborato i dati Istat, coloro che hanno un posto di lavoro sono oltre 516.000, un numero in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di oltre 17.000 unità e rispetto al 2019 di quasi 23.000, con un 10% in più per le donne. Tra gennaio e maggio sono state ben 111.000 le assunzioni in regione. Il tasso di occupazione è dunque da record con il 67,6%, il terzo più alto in Italia,
Italia dopo le province di Trento e Bolzano. La crescita dell'occupazione, secondo l'osservatorio, è trainata soprattutto dall'industria manifatturiera, che raggiunge quota 129.000 unità, più 8,9% rispetto al 2019, e dal terziario, 248.000 occupati, più 7,2%. Inaspettatamente in contrazione invece la quota degli occupati nelle costruzioni, che registra un meno 7,1%. Bene l'occupazione giovanile, salita del 38,5% rispetto a un anno fa. Si conferma anche il trend delle dimissioni volontarie, più acuito per i contratti a tempo indeterminato. Nel periodo tra gennaio e maggio 2022, mette in evidenza l'osservatorio regionale, hanno lasciato il posto fisso 11.000 persone, nella gran parte dei casi ricollocatesi, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 del 36% e addirittura del 76% rispetto al 2020. Complice anche la regressione demografica, la ricerca di manodopera resta un fattore critico. Sono troppi i furbetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, una misura che andrebbe concessa solo a chi ne ha effettivamente bisogno. È il commento del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, alla scoperta di 88 persone che lo percepiscono senza averne diritto. A Udine sono 88 le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne titolo. Il Comune sta effettuando controlli sul territorio in seguito alle segnalazioni dell'INPS. Controlli che molte volte portano a conclusioni della revoca di questa sovvenzione. Però oltre alla revoca c'è anche il rischio di poi avere delle conseguenze penali. Molto critico il sindaco di Udine sul reddito di cittadinanza. Io ritengo che una persona deve trovare un posto di lavoro, deve costruire una prospettiva economica seria e quindi deve, con il lavoro, con un posto di lavoro, crearsi un futuro per la propria esistenza. Per Fontanini la misura deve essere applicata in maniera contenuta, restringendo molto il campo di azione, perché purtroppo abbiamo dato l'illusione a tanti furbacchiotti di poter vivere alle spalle della collettività. Se per Fontanini ci sono troppi beneficiari, commenta il Movimento 5 Stelle della cittadina, per noi ci sono troppi vitalizi. Alla Camera dei Deputati si sta svolgendo l'ultima votazione sulla norma che disciplina gli ITS, gli istituti che formano tecnici altamente specializzati. Si tratta di una legge attesa dal 2008 e fortemente attesa dal mondo industriale, anche in Friuli. La legge che regolamenta gli istituti tecnici superiori a brevissimo sarà realtà. La Camera dei Deputati sta lavorando proprio in questi minuti all'approvazione dei 15 articoli che compongono la norma che va a regolamentare un settore in attesa dal 2008. Si tratta dell'ultimo passaggio e non ci dovrebbero essere sorprese, vista l'unità di intenti nelle dichiarazioni di voto e i primi voti espressi all'unanimità. Gli ITS Academy, fortemente voluti dal mondo industriale, avranno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante dei tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Saranno rivolti ai diplomati e avranno 7 focus che vanno a coprire però tutti gli ambiti, dalla transizione ecologica alla cultura e all'informazione. Sono circa 110 le realtà che verranno stabilizzate da questa norma. Attualmente sono 21.000 ragazzi che si rivolgono a questo tipo di formazione, mentre il 2026 dovrebbero raddoppiare. Caccia al barone rosso in Friuli, ovvero allo spericolato pilota che domenica pomeriggio ha messo in atto pericolose acrobazie a bassa quota, sorvolando il letto del tagliamento e alcune località balneari di Veneto e Friuli. Un ultraleggero bianco ieri ha seminato scompiglio tra i bagnanti che affollavano le rive del lago di Cavazzo, le sponde di Tabina Beach a Ragogna e la spiaggia di Bibione. Il pilota ha messo in pratica manovre degne di un air show, vietate dal regolamento se compiute in aree non circoscritte e autorizzate. Sono ben 675 beni archeologici e antiquariali sequestrati nel 2021 dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine. Le attività di prevenzione e tutela del patrimonio artistico hanno portato i militari a denunciare ben 55 persone, a recuperare beni spesso rubati o trafugati in epoche imprecisate che raggiungono un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro. Fra i recuperi più importanti una pala d'altare del Caucic, 3 statue in gesso sottratte nei primi anni 2000 ai danni della parrocchia di San Michele Arcangelo di Monte Aperta di Taipana, trovate dai carabinieri nel mercato online. Trieste prima in Italia per quantità di tabacco di contrabbando sequestrato. A Udine un singolare primato, una sigaretta su 3 proviene da oltreconfine.
Trieste è al primo posto in Italia per quantità di tabacco di contrabbando sequestrato e Udine è in assoluto la città dello stivale in cui si accendono più sigarette di provenienza estera, è quanto emerge dal quinto rapporto Intelligent Bat sul mercato illecito di sigarette. Stando ai dati, nel 2021 il fenomeno è sceso del 38% rispetto all'anno precedente, riducendo i danni all'erario del 14%. Sul fronte del contrasto al contrabbando, Trieste spicca per le 80 tonnellate sequestrate lo scorso anno, seguita da Brescia, Napoli, dove però sono state effettuate più operazioni, e Genova. Udine primeggia per consumo di sigarette provenienti dall'estero. Il 33% delle bionde accese in città arriva da oltre confine. Trieste è al secondo posto con il 21%. A pesare è sicuramente la vicinanza alla Slovenia, dove tanti fumatori si recano per acquistare carburanti e appunto tabacchi. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Marco Turco. Enrico Monticolo resta sindaco di Tor Viscosa. Si chiude così la vicenda nata all'indomani delle elezioni comunali di ottobre. Turco fu proclamato sindaco perché, pur avendo lo stesso numero di voti di Monticolo, era il candidato più giovane. Il perdente ha poi fatto al TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha tolto un voto a Turco perché non valido. Monticolo dunque è stato proclamato sindaco al posto del rivale. Inutile il ricorso al Consiglio di Stato di Turco, il massimo giudice amministrativo ha confermato appunto la sentenza del TAR. In 1500 hanno partecipato ieri ad Asiago al raduno del Triveneto del Corpo. Abbiamo sentito Ilario Merlin, presidente della sezione ANA di Pordenone. Asiago è stato un raduno triveneto che ci mancava. Ci mancava il calore della gente, ci mancavano le montagne, ci mancava quell'affetto che ultimamente era venuto a mancare, soprattutto dopo le polemiche di Rimini. Il Friuli Venezia Giulia io penso che sia stato ottimamente rappresentato con circa 1500 alpini provenienti dalle 8 sezioni del Friuli Venezia Giulia e ci siamo divertiti. Abbiamo sfilato in mezzo a molte persone che ci hanno applaudito, ma io credo che il segnale e il messaggio più bello che mi porto a casa da questo raduno triveneto è quel cartellone scritto dagli bambini di una scuola in cui c'era scritto: i bambini della scuola salutano gli alpini. Io credo che niente di più ci può fare rasserenare in questo periodo in cui siamo stati nell'occhio del ciclone. Quindi bellissimo raduno, bellissimo Asiago, era doveroso ritornare dove 100 anni fa tutto ebbe inizio. E probabilmente per noi questo è un secondo inizio che ci fa lasciare alle spalle una pandemia, un periodo molto difficile, un periodo complicato, ma che ci ha fatto riunire dal punto di vista associativo, ma soprattutto abbiamo ribadito quali sono i nostri valori, i valori della solidarietà, del rispetto e di quell'alpinità che tra le nostre montagne ritroviamo quando pensiamo o qualcuno pensa che l'abbiamo persa. La Regione ha candidato il Friuli Venezia Giulia a ospitare il Big Science Forum del 2024, un evento dove le principali organizzazioni scientifiche si confrontano con gli operatori commerciali. Un evento in grado di muovere 37 miliardi di euro nei prossimi anni, con oltre 1000 partecipanti da 29 paesi in rappresentanza di 500 organizzazioni scientifiche. La Regione ha candidato il Friuli Venezia Giulia ad ospitare il Big Science Business Forum nel 2024. La sede deputata è quella di Trieste, nel dettaglio il Trieste Convention Center, che ha già ospitato ESOF e il G20. L'appuntamento è nato nel 2018 a Copenaghen e quest'anno si terrà a Granada. Lo scopo dell'incontro è di mettere in contatto le organizzazioni internazionali o i centri scientifici e di ricerca con i fornitori industriali e le aziende che possono fornire, realizzare o potenziare le grandi infrastrutture di ricerca. Del mondo Big Science fanno parte realtà come il CERN o l'Agenzia Spaziale Europea. Il bando prevede che i candidati forniscano un programma di incontri sia plenari che B2B, una progettazione degli spazi e delle aree espositive. Bisognerà poi dettagliare le capacità delle strutture alberghiere e la logistica. A fornire supporto per l'organizzazione dell'evento sarà Promoturismo FVG, che potrà contare su una dotazione finanziaria di 700.000 euro. La candidatura dovrà essere presentata entro il 15 luglio. Il Comune di Udine, in sintonia con l'Arcidiocesi, organizza una serie di iniziative per festeggiare i patroni Ermacora e Fortunato. Domani mattina in cattedrale la messa accompagnata dal coro pontificio, in serata il concerto di Cristicchi.
Ultimi preparativi e controlli oggi in Piazza Duomo a Udine, dove per domani è previsto il concerto di Simone Cristicchi nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune in occasione della ricorrenza dei santi patroni della Regione, di Aquileia e di Udine, Ermacoro e Fortunato. 800 i posti a sedere. E Simone Cristicchi non sarà solo, sarà accompagnato dall'orchestra Naonis e dal coro del Friuli Venezia Giulia, diretti dal maestro Walter Sivilotti, che ha scritto anche le musiche di questa nuova opera di Simone Cristicchi dedicata al paradiso. È un percorso musicale, ma soprattutto, come dire, di introspezione, anche religioso, filosofico, che ben si sposa anche con la festività appunto dei nostri santi patroni. E oggi è stata presentata a Udine l'edizione 2022 del No Borders Music Festival and Prosit Summer Edition, che si svolgerà a Tarvisio. Quest'anno abbiamo dato dimostrazione di grande efficienza e di grande capacità nel mettere a disposizione dei tanti turisti che stanno arrivando in Friuli Venezia Giulia eventi di grandissima qualità. Soprattutto eventi di grande qualità con degli ospiti internazionali importanti, rispettosi dell'ambiente. Ne abbiamo dato prova di efficienza estrema con Jova Beach Party, daremo conferma con questi ulteriori eventi. Quindi un Friuli Venezia Giulia che sta anno su anno crescendo prepotentemente per quanto riguarda l'offerta turistica. Da settembre noi metteremo a disposizione il portale di promo turismo per permettere alle persone di acquistare i vari prodotti. Quindi insomma, via, anche questa è una cosa che sta andando molto bene. E per lo sport, 40 anni fa, la magica notte del Bernabeu davanti a 90.000 spettatori, l'Italia di Bearzot, superando per 3-1 la Germania, alzava la sua terza Coppa del Mondo. Questa sera a bianconero i ricordi di Franco Causio, uno degli alfieri del Vecchio. Sentiamo un estratto del suo racconto. Enzo Bearzot per noi era il nostro, come hanno detto prima, è quello che è il nostro maestro, è quello che... A un certo punto, quando dovevi fare qualcosa, interveniva, ci faceva andare avanti da soli, però nel momento cruciale diceva ferma, ci sono io. Eravamo una squadra di gente che aveva ognuno la sua personalità, il suo carisma, però non c'era uno che andava per fatti suoi. Appena c'era uno che andava per fatti suoi, interveniva il Vecchio e diceva e non lo convocava più. Paolino, praticamente io entrai a posto suo contro... se non sbaglio contro il Camera, non mi ricordo bene adesso, sono passati tanti anni, no, comunque contro il secondo tempo. La mattina dopo, io andai su dal nostro massaggiatore nella stanza dove c'erano da fare i massaggi per fare una roba e incontrai Paolino proprio sul lettino dei massaggi, un po' tutto avvilito, tutto moscio. Dico Paolo, ma che è? Dice no, Barone, sai, sono così, non riesco più. Ma che fai? Dico, ma uno come te, dico che non lo so, dico, non ha senso deprimerti in questo modo. Guarda che la prossima partita il Vecchio fa giocare te, non me, non ti preoccupare, amico mio. Ma quali sono i ricordi di quella giornata indimenticabile? Abbiamo provato a raccogliere qualche aneddoto a grado. Signora, 40 anni fa, dov'era quando l'Italia vinse il mondiale? Qui a Grado ero. E ci tuffavamo nella fontana che c'era di fronte alla diga per la felicità. Quante volte si è tuffata nella diga? Oddio, questo non posso dirglielo, non mi ricordo, ma è stata una festa grandissima. Mi ricordo benissimo quell'anno lì del mondiale, perché c'era il silenzio stampa. La nazionale italiana si era messa in silenzio stampa, compreso Bearzot, tutti quanti, c'era solo, mi sembra, Zoff che ogni tanto diceva qualcosa. E io quella volta avevo chiamato le rete 102.5 per parlare di questa cosa qua e mi hanno collegato, c'è un ricordo bellissimo di quel momento là. Ero in macchina con una vicina di casa, era una bambina che ammiravo tanto all'epoca perché lei invece era una giovane donna. E siamo andati a festeggiare con la bandiera dell'Italia sulla sua 500 Cabrio. Dov'era? Al Lido di Camaiore, in Versilia, dove abito e vivo normalmente. Era un altro calcio? È cambiato qualcosa secondo lei? Ma un'altra Italia? Ecco, sul calcio mi astengo da rispondere perché sono proprio digiuna. Sull'Italia sì, era un'altra Italia. Appuntamento da non perdere questa sera a Bianconero XXL a partire dalle 21, invece subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive, Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.